Ciao ragazzi, benvenuti in Alto Adige, a Cortaccia per la precisione, nel lembo più a sud di questo territorio meraviglioso con una forte vocazione vitivinicola. E sono venuto qui perché ho accolto l'invito di 4 amici, 4 produttori che si sono cimentati in una sfida tutta particolare. Per la 4ª volta hanno intavolato un confronto con altri tagli bordolesi più importanti d'Europa. Negli anni scorsi si sono confrontati con Bolgheri, quindi il Super Tuscan, poi ancora con i vini di Bordeaux, la madre, la Francia, che è la madrina del taglio bordolese. E quest'anno è un confronto internazionale, una degustazione alla quale ero molto curioso di partecipare, perché loro vogliono capire se i vini rossi dell'Alto Adige possono essere all'altezza con questi, con un blasone più antico. E secondo me ci siamo. Non è proprio una competizione, anche per quello quest'anno non abbiamo lasciato dare punti, volevamo veramente solo avere il confronto per far veramente vedere che ci siamo e non un punto in più, un punto in meno, quello non è quella cosa che ci importa più di tanto, ma è veramente di far vedere anche ai giornalisti e al mondo che con i vini bordolesi ci siamo, e quello era il concetto dietro, ma degustare la ceca è sempre importante perché allora la mente è libera. Che vini sono quelli che nascono a Cortaccia? A Cortaccia nascono dei grandi bordolesi di cui logicamente Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc sono i rappresentanti più importanti. L'Alto Adige ha 20 vini, 20 varietà a disposizione, ma ogni varietà ha bisogno del suo microclima, del suo terroir. A Cortaccia i vitigni bordolesi trovano l'ambiente ideale. Da una parte il Cabernet, in questo caso Sauvignon, dall'altra parte il Merlot. Sono queste le uve regine del taglio bordolese, che in questa degustazione abbiamo assaggiato in 16 bottiglie, 8 provenienti dall'Alto Adige, il resto provenienti da Francia e Toscana. E devo dire che è stato emozionante saper cogliere le sfumature all'interno di ciascun bicchiere, perché ogni bicchiere ha raccontato una storia diversa. E ovviamente quella dell'Alto Adige forse è la più recente, forse anche la meno conosciuta per i vini rossi, giacché l'Alto Adige è molto più celebrato per i vini bianchi. Ma loro hanno voluto fare questo confronto per la 4ª volta per avere una conferma di quanto stanno facendo, per capire se il vino rosso taglio bordolese, il Merlot Cabernet dell'Alto Adige, può reggere il confronto con i Tuscan, con i Bordeaux e con altri vini che vengono fatti sempre con questa tecnica. Sensazioni dopo questa 4ª degustazione? Sì, sensazioni buone, bella gente che è arrivata, una bella location anche qua da Limburg. E sì, si poteva competere bene con le altre realtà bordolesi, realtà dove crescono bene queste varietà del Merlot, del Cabernet Sauvignon e del Cabernet Franc, e si è visto che nei flight alla cieca si può competere molto bene e che ci siamo. Cosa hanno in più i rossi dell'Alto Adige, bordolesi? In più devo dire che ogni zona del mondo dove crescono questi vini hanno le sue caratteristiche, come anche la nostra zona di Kurtac e del sud dell'Alto Adige ha le sue caratteristiche. Quello che sicuramente si vede nei nostri vini è anche questa freschezza alpina che hanno ancora questi vini, che hanno ben struttura e volume, ma hanno anche una bella freschezza e un bel impatto alpino che c'è ancora dentro in questi vini. Sicuramente la cosa più importante è il clima, no? Che stabilisce l'attitudine a una zona a essere diciamo adatta per un qualsiasi vitigno. Noi abbiamo qua un clima alpino con influenza mediterranea, abbiamo dei terreni molto interessanti, da una parte gli argilosi per Merlot, dall'altra parte quelli più leggeri per Cabernet Sauvignon, abbiamo qua i vigneti più caldi dell'Alto Adige, e queste sono le premesse ideali per questi vitigni bordolesi. Abbiamo adesso da 30-40 anni puntiamo, consapevoli che c'è questo potenziale sul massimo qualitativo, selezionando le microzone, selezionando i vitigni a seconda dei micro terroir che abbiamo nel nostro terroir, e questi sono i primi risultati e siamo molto orgogliosi di quello che abbiamo raggiunto fino adesso. A fine degustazione non sono mancate le occasioni di confronto con gli altri colleghi. Tutti hanno riconosciuto come l'eleganza del vino francese sia importante, la poderosità del Super Tuscan altrettanto, ma la dolcezza, o meglio il mix di aromi, il bouquet come si chiama, dei vini altoatesini,
ha un qualcosa di unico, di particolare, un qualcosa che è veramente unico, non saprei trovare un altro aggettivo perché connota e definisce questo territorio. Ed è un modo in più per capire come la differenza, a parità di vitigni, la faccia proprio il terroir. La differenza la fa il terroir, non la possiamo fare noi. Il terroir fa la differenza se lavoriamo in pulizia, senza tagli con altre zone, e così anche ogni terroir fa la differenza. La qualità assoluta poi è un discorso molto molto difficile. E noi crediamo molto in queste varietà, e il bello è anche che il cambiamento climatico per queste varietà ci aiuta. 60 ettari, quindi una nicchia produttiva. Quali sono le leve su cui competere di fronte a mostri sacri come la Francia o come il Super Tuscan? Ma io credo che si deve competere nel mercato della nicchia, ma anche nel mercato di qualità e dell'alta gastronomia, perché sono vini che possono maturare per decenni, che hanno la qualità per maturare bene, e lì dobbiamo anche competere, di essere quella alternativa anche ad altre regioni che sono dei mostri sacri come Bordeaux e Bolgheri, e lì dobbiamo far vedere che ci siamo, e quello è anche l'obiettivo. E poi mettere veramente queste varietà solo nella zona dove possono dare il meglio di sé. Noi non vogliamo aumentare il volume, vogliamo aumentare la qualità e piantare questa varietà solo in quella zona dove è giusto piantarla, ma non alzare il volume, ma alzare veramente la qualità.